Oggi parliamo della parolina fa. Ha diversi significati. In italiano è una nota, primo spazio si chiama fa, ma io posso dire in italiano anche tanto tempo fa. Questo fa indica un tempo passato, è come in inglese ago, e quindi è un tempo passato. O altrimenti vorrei sapere che tempo fa, cioè come meteorologia. E la domanda è: che tempo fa? Che cos'è questo fa in questo caso? È la terza persona singolare del verbo fare.